Francesco. Mi domandavo, quando prima di quello che diceva il presentatore ha detto ma dici due parole sul gruppo e io ti ho detto sì, due parole, parlo anche dopo. E pensavo in questi giorni, racconto un aneddoto che in genere non racconto mai, però qui si presta. Mi domandavo se fosse lecito quello che stiamo facendo, cioè associare quella che è la musica antica con quella che è la musica degli anni 60 e 70. Ho un carissimo amico che si chiama Carlos Bonell, che è stato il testimone di nozze nel primo matrimonio di Paul McCartney e il testimone del suo secondo matrimonio. Allora un giorno stava incidendo con uno degli ultimi dischi di Paul McCartney, uno special guest come chitarrista, ed erano nella chiesa di Canterbury, e allora si trovavano davanti ad una tomba di cui l'iscrizione che era in restauro era coperta, c'era l'effigie, c'era solamente il frammento di un corale. Allora siccome non riuscivano a capire benissimo, c'erano le note, non riuscivano a capire bene che cosa fosse, Carlos mi ha chiamato e allora mi ha detto sono qui con il mio amico Paul. È vera, sono qui con il mio amico Paul, siamo davanti a questa tomba e non riusciamo a capire di che tomba si tratta. Io ho detto ma dimmi un pochino, la chiesa del Canto non la conosco, faccio guarda che si tratta di Thomas Tallis, grandissimo polifonista inglese. E allora glielo comunica e fa ti vuole ringraziare, e allora ho avuto il piacere di parlare 20 secondi perché il mio inglese è pessimo, e qui lo può dire l'insegnante inglese, è pessimo il mio inglese. E allora gli ho detto che mi stupiva che un Sir Paul McCartney si come dire, preoccupasse di che tomba di che polifonista inglese fosse all'interno di una chiesa come Canterbury. E lui mi disse, quello che riuscì a capire perché poi Carlos me lo tradusse in maniera molto più precisa, che era assolutamente imprescindibile pensare di far musica senza aver conosciuto la grande tradizione della musica antica. E questa cosa confesso che ho l'emozione di parlare con una leggenda della musica dei nostri tempi, ho l'emozione di sentire dire da una leggenda della musica dei nostri tempi che la musica antica è importante per poter andare avanti, che in qualche modo mi ha tranquillizzato su quello che stiamo facendo. Il prossimo pezzo si chiama Di Pergamo, sono contento di averlo condiviso con voi perché il prossimo pezzo si chiama Di Pergamo ed è la storia di due fricchettoni spagnoli del 1500. Fricchettoni perché all'epoca i matrimoni misti non erano ben visti dalla Chiesa Cattolica in Spagna, chiaramente era assolutamente imperava, e questa è la storia di un ragazzo spagnolo che ha sposato una bella mora, quindi una marocchina. La storia di due fricchettoni che si legherà ai due fricchettoni del pezzo.